Anche Christian Ghedina, premiato al Teatro Sociale per meriti sportivi, premiato però non per lo sci come qualcuno si aspetterebbe, ma per la motonautica. Esatto, perché mi sono cimentato anche in questo sport, ma mi piacciono tutti gli sport di velocità, rischio, pericolo, emozione, adrenalina, insomma mi hanno chiesto e ben contento, ho provato anche questa esperienza, quindi mi fa piacere di ricevere il premio, una benemerenza per il mio titolo europeo che ho vinto nel 2022. Motonautica, però Christian, non possiamo non parlare di sci. Innanzitutto, affrontare la velocità nelle onde è meglio o peggio che affrontare ad esempio la Strife di Kitzbühel? Ma diciamo che nell'offshore sei seduto, devi stare concentrato perché quando c'è mare mosso insomma si fa fatica e se non sei concentrato ti fai anche male alla schiena perché prendi di quelle incalcate sul sedile incredibili, però a Kitzbühel e comunque in ogni pista di salita di Coppa del Mondo o comunque anche se non è Coppa del Mondo devi sempre lavorare fisicamente, è molto faticoso e devi essere preparato atleticamente molto bene perché sennò rischi di farti male, perché cadere in discesa libera il 90% delle volte vuol dire farsi male, quindi non bisogna cadere. La sicurezza prima di tutto, ma Christian, parlando così della tua carriera, meglio ricordare le vittorie in Val Gardena oppure la vittoria e il podio appunto di Kitzbühel? Ma io sono tutti i risultati che ho conseguito, le 4 vittorie della Val Gardena, la mia vittoria, il primo italiano a vincere sulla Strife per me è stato un grande risultato, però il risultato che ricordo con più piacere è la mia prima vittoria in Coppa del Mondo, che penso che sia una cosa rara per ogni atleta che pratica lo sci o pratica la Coppa del Mondo, vincere la prima gara in casa propria. Io ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo a Cortina davanti alla mia gente, avevo 20 anni ed è stata una cosa fantastica perché mi hanno festeggiato, ero l'anno in cui sono emerso, quindi aspettavano il grande risultato ed è arrivato proprio a casa mia. Parlare di Cortina e di sci non si può parlare allora che di Olimpiadi 2026. Come sta procedendo la macchina organizzativa? Cosa ci possiamo aspettare come veneti, come sportivi delle Olimpiadi di Milano Cortina? Beh, diciamo che chi verrà a Cortina adesso, in questo momento, chiaramente bisogna preparare tutto e ci sono tanti cantieri, ci sono un po' di lamentele, ma è giusto che sia così, insomma, anzi ben venga perché questi treni qua passano una volta l'ultima Olimpiade, l'ultimo evento così grosso, ci sono stati i mondiali nel 2021, però l'Olimpiade del 56 è dato veramente lustro al nostro paese, quindi bisogna coglierli al volo e far sì che il paese, la provincia, la regione, tutti quanti ne beneficiano e io dico non bisogna fare i lavori solo per l'evento olimpico, ma bisogna fare i lavori in funzione di un dopo che realizzare strutture che siano funzionanti, funzionali a tutti i turisti che vengono e visitano il nostro territorio.